Siamo in compagnia di Lorenzo Maioli, amministratore delegato di L'Alpina Maglierie Sportive, titolare del marchio Australian. Ciao Lorenzo. Ciao. Com'è nata l'idea di Red Court? Cioè, come riesce un brand così con un forte retaggio a rinnovarsi e a guardare sempre avanti? Beh, noi siamo da 60 anni come brand e 70 anni come azienda, quindi ovviamente quando affronti tante generazioni devi sempre adattarti alle varie situazioni, ai vari mercati e rispondere con una prontezza tipica delle nostre imprese, delle piccole e medie imprese italiane, che si distinguono appunto per la flessibilità e la prontezza in cui riesce a rispondere a questi cambiamenti repentini del mercato. Red Court nasce dall'esigenza di affrontare nuove sfide, di aprirsi in nuovi mercati, a una distribuzione diversa, perché forti del marchio Australian, che è riconoscibile in tutto il mondo e in tutte le classi sociali, dai più giovani anche ai più adulti, abbiamo deciso di creare un nuovo marchio, una distribuzione completamente diversa, forte appunto di questo marchio che è riconoscibile, ha un imprinting fortemente italiano, fortemente tennis e anche in questo caso adattabile al mondo dell'abbigliamento. L'italianità, ovviamente, il brand Made in Italy, su cui voi puntate tantissimo come sinonimo di qualità, necessita comunque di tutta una filiera ed è composto dalle persone che quotidianamente ci lavorano. Come è impostata la filiera di produzione Australian Red Court? Noi l'abbiamo impostata nel modo cercando di essere il più flessibili possibili. Nel nostro stabilimento di Gorgonzola assumiamo tutte le materie prime, tra cui anche ovviamente i tessuti, gli accessori, e tagliamo tutto internamente e poi ci appoggiamo a dei laboratori sempre italiani per assemblare, quindi quella che viene chiamata la fason praticamente, e poi il controllo qualità internamente comunque, che è sinonimo sempre di garanzia. Noi certifichiamo tutto con la nostra qualità, ogni capo che entra in Australia e che esce in Australia. Artigianalità e innovazione, secondo te, sono un connubio o un ossimoro? Devono per forza vivere insieme, artigianalità e innovazione, perché ormai i ritmi frenetici e i costi sempre più elevati, la tecnologia ti aiuta sicuramente a ridurre l'impatto che hanno appunto l'artigianalità, perché una persona comunque sicuramente ha dei costi, ha dei tempi molto più lunghi rispetto alla macchina. L'importante è trovare sempre la fusione fra le due cose. Secondo te, ad oggi, l'Italia è ancora in grado di creare delle icone di stile e di dettare le regole all'interno dell'industria? A dettare lo stile sicuramente, perché comunque noi siamo forti della nostra storia, siamo anche frutto di tutto il nostro percorso e la nostra natura è quella comunque di evolverci sempre e di rispondere sempre alle problematiche e ovviamente e rispondere con un tocco di stile in più che altri paesi non hanno sicuramente. Noi siamo sempre stati forti anche di tutta la nostra storia, di tutto quello che abbiamo passato, abbiamo dovuto rispondere con la nostra creatività. Quindi per quello che l'Italia è sempre stata uno stato più fatto di piccole e medie imprese più che di grandi imprese, quindi l'artigiano si è sempre dovuto inventare qualcosa di nuovo e noi dovremmo sempre fare così, quindi l'Italia si sarà sicuramente ancora nel futuro. Affronteremo ancora questa sfida rispondendo con le nuove trendsetter, nuove iniziative. Diciamo che il leitmotiv di tutte le linee che avete creato è il tennis, lo sport, il dinamismo. Australian, va da sé, nasce come marchio per l'abbigliamento sportivo. Come mai lo sport pensi che sia fondamentale? È fondamentale per trasmettere dei valori? Beh, per noi lo sport è intrinseco del nostro brand, quindi è imprescindibile dal discorso Australian. L'Australian è riconosciuta universalmente per essere un marchio tennis e quindi dobbiamo sempre ricordarci che veniamo da lì. Poi la libera interpretazione, in questo caso la nostra interpretazione del tennis nel tempo libero, la diamo volontariamente perché comunque vogliamo essere sempre riconducibili a quello sport, che è uno sport di classe, uno sport comunque che ha dei valori comunque sempre intrinseci nello sport, quindi dei valori di rispetto, di competizione, di sfida, e cerchiamo sempre di ricordare chi siamo, quindi vogliamo sempre ripercorrere questa nostra matrice e applicarla a tutti i vari ambiti in cui andremo a applicare il marchio Australian. E nel campo invece dell'imprenditoria, qual è il rapporto con il proprio avversario, quindi la concorrenza, e qual è la policy di gioco nel mercato? Diciamo che la chiave del successo con un'azienda da 60 anni sul mercato è quella di continuare a rispettare chi si è e seguire la direzione che si è data, sempre cercando di adattarsi ovviamente al mercato. Red Court è appunto il nome della vostra nuova linea, red, rosso come la passione. Quanto è fondamentale secondo te questo elemento per la buona riuscita di un nuovo brand? Ma la passione è quella che guida tutte le cose. Se tu non ami quello che fai non potrai mai farlo, anche perché con i ritmi e con gli sforzi che ti richiede adesso lanciare una nuova linea o fare tutto quello che fai
a livello di imprenditoria, a livello di sfide del mercato, sicuramente ci vuole una grande passione, perché comunque ormai anche nel breve termine hai pochissime soddisfazioni, ce le tutte nel lungo termine. Quello che ti manda avanti nell'attesa, nella speranza di avere un risultato, anzi nella volontà di volerlo, è quello sicuramente la passione. Italians do it still better. Gli italiani fanno ancora meglio di tutti? Beh, dipende, per certe cose sì, per altre abbiamo comunque, ti ripeto, abbiamo insegnato tantissimo a tutti quanti. Noi adesso quello che facciamo, magari c'è gente che lo sta facendo meglio di noi in altre parti del mondo, però la nostra sfida, quello che dobbiamo continuare a fare è innovarci, creare qualcosa di nuovo. Di questi tempi essere dei giovani imprenditori comunque richiede lungimiranza, come dicevi tu prima, ma anche un pizzico di cinismo, e se sì, quanto? Ma ci vuole sicuramente della lungimiranza, perché comunque quando fai delle piccole rivoluzioni o evolvi un'azienda o adatti un'azienda comunque alle dinamiche attuali, devi sempre aspettare, devi sempre agire nel breve, nel medio e lungo periodo, più che nel medio e nel lungo sicuramente. Il cinismo sinceramente non tanto, non lo vedo tanto. Se dovessi descrivere Redcourt in 3 parole? Sportswear, heritage, urban. Ok, chiudi gli occhi, dove vorresti essere in questo momento? Qua in azienda a lavorare. Ottimo, grazie mille Lorenzo, Grazie. grazie.